Questo spot dice comodo, elegante, il più bel treno d'Italia. Siamo nella stazione di Taormina, capitale del turismo in Sicilia, una bellissima stazione che è stata costruita 100 anni fa. Siamo sotto la rupe, lato sud di Taormina, quella più vicina a Catania. E da qua si vede l'ingresso della stazione. Questi sono gli alberghi Giardini Naxos e questi sono gli alberghi di Taormina. Insieme queste due località turistiche fanno 2 milioni di turisti ogni anno. Questo è il soffitto della stazione. Sala di seconda classe. Stiamo percorrendo il corridoio interno, la prima classe è chiusa, sala di seconda classe. Oh, Maria, lasciamo vedere. Non c'è nessun treno in stazione in questo momento, stiamo aspettando il treno che dovrebbe andare a Messina. Qui il condizionale si usa per i treni anche perché non sempre gli orari sono rispettati. Il deposito bagagli all'aperto. Parcheggio, queste bellissime, queste servivano per le locomotive a vapore per riempire il serbatoio d'acqua. Bellissima stazione di Taormina, che però in questo momento è abbastanza distante da Taormina, in quanto con l'apertura dell'autostrada la stazione più vicina a Taormina è la stazione di Letojanni, che da cui si può raggiungere Taormina più agevolmente, in quanto c'è lo svincolo dell'autostrada proprio vicinissimo alla stazione di Letojanni. Questa stazione sovradimensionata serve in realtà Giardini Naxos e Taormina, che si trova qui in cima, lì. Sono 4 chilometri. E quindi la distanza è superiore rispetto a quella necessaria per andare da Letojanni a Taormina Centro.
questa stazione serve un'utenza di 1 milione di turisti l'anno. 1 milione di turisti l'anno è il numero delle permanenze negli alberghi di Taormina, più un altro 1 milione di turisti che soggiornano almeno per un giorno all'anno a Giardini Naxos, e quest'industria del turismo è servita da questa stazione dove si fermano i treni anche che provengono da Milano e da Torino e da Venezia.